Allora, diamo il benvenuto a tutti voi in questa magnifica live, nuova live di questo mercoledì 3 luglio 2024. Live di Cartoveggenza, dove tutti potete partecipare con una telefonata e fare una domanda. Salutiamo tutte le persone che ci seguono ogni giorno. Salutiamo a tutti gli ammalati con una prestissima guarigione da parte mia. A tutti i casi sfortunati auguro a loro una fortuna immensa. Un abbraccio per tutti i vecchietti, le vecchiette e per tutti i bambini del mondo. Il numero di telefono per poter comunicare con me è quello che vedete nello scroll qui, quindi prendete il numero di telefono, potete telefonare, potete fare una domanda. Allora, le linee libere, vediamo chi decide di vedere, o meglio, di entrare al centro della live, di questa live, per fare una domanda e avere una risposta. Ok, in mia compagnia fino alle ore 16, quindi avete possibilità di parlare con me solo un'oretta all'incirca. Dopodiché passo nel privato, ok? 3 volte a settimana, ogni lunedì, ogni mercoledì, ogni venerdì potete seguire le mie live 3 volte a settimana. Questo è il mio modo di condurre le live su TikTok. Mi ritengo una persona seria, un professionista e non mi ritengo un abitué di TikTok per spassare a tutti voi. Se proprio vi volete spassare, non è questa la live adatta a voi. Questa è una live adatto alle persone serie, alle persone col cervello attivo, alle persone con cultura della vera arte della cartomanzia o veggenza. Telefono libero, vediamo chi ci chiama per avere un consulto. Pronto? Maestro Cleo, un abbraccio grande grande. Ui, cavallo pazzo pazzo. Dimmi tutto, una storia, gioia mia. Ti sto conoscendo con una persona da più di un mese e mezzo. Mi deve venire a trovare a metà luglio. Sì. Come la vede questa persona? Si chiama lei Luana. Però non so la data di nascita. Per niente? Allora, si chiama Luana, ma la data di quanti anni c'ha, lo sai? 53. Ed è del segno? Non lo so, maestro Cleo. Non abbiamo parlato Ma la conosci sta persona, no? Sì, noi ci siamo sentiti, ho salutato anche i miei genitori, ci siamo visti ci facciamo la videochiamata, ci sentiamo, ci parliamo, mi ha detto di venirmi a trovare in Sicilia a metà luglio, perché ti ne va?
Ok, allora pensa intensamente a questa persona, Sì, concentrati, pensi sì, a questa persona, è di carnagione chiara? sì, La vedo. bravissimo, 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 sì. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3, 2, numero 2. Allora, ti dico una sola cosa, questa donna vuole bene molto al denaro. sì, sì, questo lo so. Argià, argià. Quindi tieni gli occhi ben aperti, può nascere qualcosa di simpatico, di bello, però fa attenzione perché, ripeto, questa qui è solo in cerca di denaro. Ho capito. Ok? Va bene, messo qui. Ti Grazie abbraccio. tanto. Ciao, Un bacione. ciao, 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 ciao. ciao. Salutiamo a proposito gli amici di YouTube perché siamo in diretta live anche sul canale YouTube Il Maestro Cleo. Quindi dopo questa live voi potete seguire questa puntata su YouTube nel tutto completa, quindi integrale, quindi potete seguire tutta la diretta live su YouTube. Quindi salutiamo gli amici di YouTube, ciao a tutti, pronto? Buonasera, sono Buonasera. Maria, Maria, da dove chiami? dalla Sicilia. Prego, cosa posso fare per te, Maria? Non lo so, in generale lo potresti fare? Aspettate, ma vengo generale, si sta asciugando, generale! 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 No, allora facciamo... Io, o generale sta in cesso, non ci sta. Lo so. Ai 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 ai, signor, ma Lo so. lei chiama per una perdita di tempo o per sapere qualcosa? No, allora, sono un'amica, però non ho la data di nascita sua. Un'amica. Sì. Ok. Cosa vuole sapere di questa amica? Se si rompe questa amicizia o va ancora avanti. Perfetto, ok. Pensa intensamente all'immagine di questa persona. Sì. Scelgo un mazzo di carte, 1, 2 o 3, signora. 3. Parliamo dell'amicizia, vedo che l'amicizia può andare avanti, non vedo complicazioni in merito, ma stiamo parlando di amicizia, attenzione. L'amicizia io non vedo che possa finire o possa interrompersi, vedo che andrà avanti. Oltre l'amicizia è tutta un'altra cosa. Ok? Quindi per un consulto invece completo cosa devo fare? Mi devi mandare una richiesta su WhatsApp, il Sì. costo del consulto è 50 euro e niente, ti mando la carta da caricare e poi, Da caricare? Ok, in giornata possiamo anche fare il consulto, va bene? Va bene.
Buona e per mi giornata, farò sì. sentire. Grazie, è Arrivederci. molto gentile, grazie. Quando avete delle cose serie, delle cose riservate a um, chiamate in privato perché non è bello far sapere i fatti vostri in una diretta live. Pronto? E buonasera. Buonasera, può abbassare il volume, signor, piacere. Sono un attimo. Pronto? Eccoci qua, signor, ditemi. Buonasera. Buonasera. Posso io con tutto? Come, stiamo qua a posto, signor? Ma come state? Sono quelli che ho fatto quartiere spagnolo. Uè, tutto a posto, l'angoppa, signor. Tutto ma oggi mi mandano sempre giovane. Signor, a me femmine mi fanno diventare fresca e toast. Tu eri 100 anni. Ma sei proprio bella, simpatica. Grazie, signor. Ma ti visto un po' della fragile, ma da quanto tempo che non lo sento? Grazie. Tutto a posto? Tutto a posto, signor. Mo siete in quartiere spagnolo, quando è stato? Un mese passato. Non si sono dato me. Mi venite a mangiare la pizza a coppia di quartiere. A dei figli, a dei guaglioni. A De Guaglione, mezza via, bella bella, ma stai, ma allegriare. Troppo bello, pure lo sapete. Come facevo, vuol dire, signor? Ma è bella. Ditemi. Posso venire con tutto quello a me? Sì, signor. Allora, dite con quello a me che si dice, a me mi stai da pulcetto. Quanti anni tenete, che segni siete? Sagittario, fuori Napoli. Anni? 15, 12, 61. Avete capito 15 anni, a città alzavo. Dai che ti stanno arrivando, parlavo di 20 anni. Dai, scende per far scendere in fama, A signore. pratica è stata cantata 100 anni. 1, 2, 3. A Miria cattiveria non manca, signore, attorno a voce sta... Attorno a voce stanno gente che ti fatti bene e tirano causa. Bravo. Ma ti fare chi mi dà quella con allora? E non vi preoccupate, chi come si dice, o pataterna e l'ungariella me ne scurdariella. Bravo. Allora, poi fate i soldi qua, mi esce la ruota della fortuna vicina alla carta dei soldi. Ciò vuol dire che devono arrivare, però signor, mo è un mese di luglio, poi è un mese di agosto, chissà si fanno le prime ferie. Avete capito? Mo chi le darà i soldi, mo? Oggi è spettacolo. Salute a tutto a posto. Signor, salute, ringraziando il Dio, tutto bene, dovete solo fare pulizia intorno a voi perché ci stanno alcune persone andando a fanno la risatella e a rete per pugnale. Ora, infatti sbagliare compagnia. Ma prima la sera bene, ma stavo ci debbano andare più. Bravo, pensate a voi. Va bene. Va bene. Va bene, buona serata. Grazie signore, vi abbraccio, buona serata a Un voi. bacio, arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Amici, fate tap tap e condividete questa live, vi ringrazio. Pronto? Pronto, buonasera maestro Cleo. Buonasera a lei signora, da dove chiama lei? Da Torino, io mi chiamo Maura. Maura da Torino, prego Maura. Volevo sapere su mio figlio e la fidanzata se vanno a convivere insieme. Vediamo. Allora, quanti anni hanno? Che segno sono? Allora, Alessio è del cancro e ha 26 anni. Valeria è nata il 25/1/90, gennaio. Scelgo un mazzo di carte 1, 2, 3. 3. Vediamo cosa rispondono le carte.
Sì, esiste questo progetto nella loro mente, vedo che si vogliono bene, si amano, vedo un bellissimo amore, Sì, vedo un bel rapporto tra di loro, una bella sì, è unione, vero. eh, però il discorso di convivenza io dico sì, è nell'aria, è nei loro progetti e io penso che già hanno pensato quando prima di andare a convivere. Quindi Ah, io penso che per fine anno questo avverrà, signora. ah, ho capito, bellissima notizia. Grazie, maestro Auguroni, Cleo. signora. Grazie. Grazie a lei, un Arrivederci. abbraccio, signora. Un Buonasera. abbraccio, arrivederci. Arrivederci. Vedete, questo è il mio pubblico, persone di una certa età, pulite dentro, senza cazzimma, senza troppi grilli per la testa. Pronto? Oh, buonasera maestro, le posso Buonasera. fare una domanda? Sicuramente, signora, prego. Grazie. Allora io volevo sapere se c'era un ritorno. Sì, lei quanti anni ha, che segno è? Io sono 19, 8, 4 leone, Mm. E lui? 1, 16, 49, è Capricorno. Capricorno, capatosta. Bravissimo. E da quanto tempo si è allontanato, signor? Sono 8 mesi. 8 mesi. Mm. Allora, scelgo un mazzo di carte, 1, 2, 3. 3. Signor, a chi se ci piacciono le femmine, signor? Lo fa una aiuto. Quindi questo qua, tra di voi c'è stato un bellissimo rapporto. Sì, Nel momento che voi avete cominciato, insomma, a farvi capire un po' di più, a mettere un pochettino in ordine il vostro rapporto, non gli è più convenuto perché questo qua odia le persone che lo tengono, come si dice, a guinzaglio. bravissimo. Vuole essere libero, fa quello che vuole, quando vuole e come vuole. Giusto. È giusto? Sì, giustissimo. Io non vedo un ritorno, lo vedo già vicino a un'altra femmina. Sta qua. Già sta con un'altra? Sì, sì. Non c'è ritorno? No, mi dispiace, io il ritorno non lo vedo, signora. Va bene. Io la ringrazio. Di niente, signora. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Buonasera, Buonasera. le posso fare una domanda se possibile? Prego. Le volevo chiedere se lei vedeva un lavoro per me a breve. Vediamo. Quanti anni tieni? Che segno sei? Io ho 27 anni e sono dello Scorpione, Da dove stai chiamando? da Catania. Da Catania. Sì, sì. Allora, una... La guardavo in live adesso. Mhm. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. Il 2. Numero 2. Perfetto. Io vedo per te un lavoro, vedo un colloquio che devi fare o già hai fatto. No, no, ancora no. Eccolo qua, vedi? Un colloquio da... Quindi se non l'hai fatto è in arrivo.
questo colloquio lo farai e troverai lavoro entro e non oltre la metà di agosto. Va bene, grazie. Va bene? Le farò sapere. Ok, senz'altro. Grazie, gentilissimo. Buona giornata. Arrivederci, arrivederci. Pronto? Il mio nome è Giulia e vengo da Pisa. Non ho capito niente, se non alzi la voce non ti sento. Buonasera, maestro. Prego. Il mio nome è Giulia, Sì, da dove chiami? Pisa. Dimmi. Allora, volevo chiedere se riuscirò praticamente a recuperare il rapporto con quest'uomo, Alexander, nato il 14 agosto 2005, poiché c'è stato un distacco tra di noi ed è cambiato, è iniziato a diventare una persona fredda, cattiva nei miei confronti e vorrei capire cos'è che mi nasconde, cosa c'è che non va. Tu invece quanti anni tieni, che segno sei? Io sono 3 agosto 2005, sono sotto il segno del leone come lui. 1, 2, 3. 3. C'è di mezzo una terza persona che sta cercando di ostacolare il vostro rapporto, qualcuna che fa parte del suo passato. Potrebbe essere eventualmente, io so che lui ci avrebbe una ragazza. Io ti sto a dire quello che tu mi stai confermando. Mhm. Quindi questa terza persona sta ostacolando il vostro rapporto. Ma questa eventualmente se fosse la sua ragazza, il fatto che io nemmeno la conosco e lei non ci siamo nemmeno mai visti o sentiti. No, che dirti carissima, tu mi hai fatto una domanda e ti ho dato la risposta. Ok, Per consulti completi esiste il privato, va bene? va bene, la ringrazio. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Mo la ragazza esce dalla live e va in cerca di un altro cartomante per vedere se gli dice quella stessa cosa che gli ho detto io. Funziona così. Su TikTok hanno preso la cartomanzia per il rotolo di carta igienica, hanno preso la cartomanzia per un rotolo di carta igienica. Questo è TikTok. TikTok è la marmaglia dei social. Tutte le persone terra, tutte le persone con bassa cultura stanno su TikTok. Allora, in mia compagnia fino alle ore 16, quindi abbiamo un bel po' di tempo. Intanto, se gentilmente fate tap tap e condividete questa live, va bene? Ringraziamo l'amico Francesco Domatta85 che ha condiviso la live. Grazie Francesco. Salutiamo anche Luigi Casoria che ha condiviso questa live. Grazie. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, ciao. Sono Annalisa. Da dove chiami? Chiamo da Salerno, da Battipaglia. Prego. Ascolta, io volevo sapere, ho conosciuto una persona da poco tempo, però volevo sapere se potrebbe essere la persona, diciamo, con cui nasce qualcosa. Sì, Io mi chiamo Annalisa. sì. Quanti Sono anni? nata. Non dare la data di nascita in diretta, è pericoloso. Sì, certo, hai ragione. Io ho Allora, 45 anni, sei del segno? sono del segno del cancro. Cancro. Lui invece? 45. Sì, 45. Lui ha 30
28 anni, però non so di che segno sia. Va bene. Pensa, E si chiama Pietro. pensa intensamente a Pietro. Sì. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. L'uno. Sì, può nascere qualcosa, però tieni presente che questa persona già esce fuori da una situazione complicata. Sì, so che lui è divorziato, Sì. però non so bene, ma non so tutto, cioè nel senso che ci Sì. conosciamo da pochissimo, quindi non abbiamo parlato di cose Sì. intime, ecco. Quindi tra di voi può nascere qualcosa di bello. Sì. Poi è chiaro che devi te saperlo coinvolgere per portare avanti nel tempo il rapporto che vuoi tu. Sì, però vedi che lui comunque è interessato, nel senso che può È, nascere qualcosa è interessato, però ripeto, lui, siccome esce fuori da una situazione molto complicata, ci va con molta calma, Sì, sì, questo l'ho capito, capito? anche io un pochino sì. Va bene, ti ringrazio, poi ti faccio sapere. Va bene, ti abbraccio, Grazie Gioia, mille. Ciao, arrivederci. ciao, ciao. Pronto? Pronto, si salve, buonasera, è possibile fare un consulto? Sì, mi hai chiamato venerdì, oggi è mercoledì, tu chiami ogni settimana, eh? Bene, volevo chiederti No, fammi qualcosa. capire, per te la carta... No, mi devi dare una spiegazione, ma non è un richiamo, attenzione, io voglio capire un po' le teste delle persone. Cioè, tu mi devi dire per te la cartomanzia che cos'è? È un gioco? Assolutamente, altrimenti non le avrei chiamato. E mi hai chiamato venerdì, oggi è venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, mi chiami di nuovo dopo 5 giorni. Per te è un gioco la cartomanzia, perché se fosse una cosa seria, sai benissimo che la cartomanzia va fatta una volta al mese. Se no, la cartomanzia è controproducente, vi rovina energeticamente. Va bene, allora No, se vuoi te lo faccio il consulto, a me non è un problema. Io in una maniera già perdo il tempo, o perdo con te, o perdo con una... No, assolutamente, tolgo il disturbo, non voglio No, togliere ma tempo a no, nessuno. forse non hai capito, Gioia. Non mi stai dando nessun fastidio, non mi dai nessun disturbo, non mi crei. È per te personalmente. Appunto, no, allora niente, Hai assolutamente. capito? Ti rovini la fortuna, No, perché infatti. la cartomanzia va fatta una volta al mese. Se la fai 2 o 3 volte al mese, ti rovina la fortuna, ti comincia da tutto storto. Ho capito. Va Gli bene, non la altri, facevo gli questa altri volta. non ve lo dicono perché vi devono fregare i soldi, vi devono fregare le donazioni, vi devono fregare. Ma a me, che faccio la vera cartomanzia, io le cose le devo dire e le devo chiamare per nome. Certo. Va bene, le tolgo il disturbo e tolgo, non le rubo altro tempo, è stato molto Arrivederci signore, arrivederci. E che lei, mamma mia, è diventato uno schifo. È diventato... Ma allora, avete avuto un mio consulto, vi piace io come faccio le carte? Chiamate in privato se avete le cose serie da vedere. Pagate il consulto in privato e potete chiedermi tutto quello che volete. Ma io non è che sto qui in live a spassare a voi. Mi avete capito? Farsi leggere le carte più volte a settimana o più volte al mese vi blocca la fortuna, vi comincia a andare tutto male. Perché la vera cartomanzia è energia, è fatta di energie.
va fatta una volta al mese. Sapete perché? Perché la cartomanzia è collegata con gli astri. Gli astri cambiano una volta al mese. Quindi se proprio vuoi un consulto, chiamami una volta al mese, anche se già hai parlato con me. Aspetti che passa un mese e poi mi chiami di nuovo. Avete capito come funziona? La cartomanzia non è il negozio delle caramelle. Bande e scema. Pronto? Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Niente, vorrei sapere qualcosa sull'amore. Sì. Quant'anni c'ha lei? Che segno è? Io sono gemelli e tengo 54 anni. Vuole sapere se trova la persona giusta? Sì, Da dove chiama lei? in provincia di Salerno. Ok. Allora, 1, 2, 3, signora? 3. Numero 3. Comunque, cari amici, avete un modo di ragionare, credetemi, mi avete fatto venire lo schifo di stare su TikTok. Perché non riuscite a valutare la vera ideologia della vera cartomanzia. Siete abituati a avere a che fare con sci e pensate che tutti quanti si nasce. Non l'avete capito che io vi vendo e vi compro quando voglio e come voglio. Ecco perché io sono antipatico un po' a tutti. Sapete perché? Perché le cose le dico sempre in faccia. Non mi piace fare il ruffiano. Amore mio, tesoro, gioia! No, no, gli si faccia manna a fanculo. La manna a fanculo. Perché con voi non tengono un cazzo a capire. Sia ben chiaro. Signore, mi scusi, eh? No, figuratevi, non fa niente, non vi preoccupate. Quando ci vuole, ci vuole. Sì, per amore di Dio. Felicità, ecco qua, la carta della felicità mi esce. Sì. Ciò vuol dire che lei incontrerà una persona già a partire dalla fine di questo mese in poi, andando avanti, lei incontrerà una persona con, qua dice uomo in divisa, ecco qua. Quindi una persona che indossa un tipo di divisa. Lei faccia una cosa, appena incontra questa persona, mi richiama e noi controlliamo se è la persona ideale per lei. Ok, Va bene? va bene, grazie, molto gentile. Di niente grazie. signora, arrivederci, buona serata, buona serata. Arrivederci, grazie. Pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera. Innanzitutto avete fatto benissimo a dire il vostro pensiero perché siete una persona vera e queste persone purtroppo non capiscono niente. Signore, io le cose le dico sempre in faccia. Qua ci sta un gruppo di vasciaiole, tanto rispetto per le vasciaiole, un gruppo di frenzole che fanno che la mattina a sera, chiamano a tutti i cartomanti, 3, 4, 10 volte io. A tutti gli imbroglioni e i ciarlatani, Ma la loro gente non ci- inutile. loro non Allora lo... sono abituati a questo tenore, a questo tipo di persone, purtroppo ci sta pagando. E vengono a me dombrosa siccia. Infatti, avete ragione, Io non lo so. avete perfettamente ragione. Vabbè, ditemi signora. Sì, volevo sapere gentilmente, siccome mi dicesse che io avrei incontrato una persona che poteva essere la persona, diciamo, giusta, Sì, il mese di giugno, sì. e effettivamente ho conosciuto una persona, però Ah. ci sono state comunque delle discussioni già e delle cose, delle incomprensioni, diciamo così, Sì. e qualche comportamento che a me comunque non mi è piaciuto e volevo sapere se è questa persona effettivamente, se la cosa va avanti. Perfetto. Grazie. Allora, te quanti anni c'hai? Che segno sei? 38 della Vergine. Lui invece? Lui toro e ha 41 anni. Toro 41. 1, 2, 3. 3.
è una palla spaccata, In che senso? nel senso che è molto volubile, a Romitto oggi non te lo rimane. È vero, me ne accorgo. Quindi questa persona, nel momento che non ti può gestire, abbia butta causa. Vero, Capito come funziona? sì. Quindi una persona che si comporta così vuol dire che è una persona non attendibile ed è una persona che gli piaci solo per il letto. Ah, ecco, quindi non è lui. No, mi dispiace. Ho capito. Perché io poi ho conosciuto pure un'altra persona casualmente, però non sapeva data né niente. No, ci Però vuole almeno l'età, il segno zodiacale. l'età sì, il segno zodiacale no. Eh, Quindi con questo non è cosa, No, cioè no. non è lui. questo non è cosa. Chi sta è un Va cavallo, bene. è un cavallo sbizzarrito. Sì, E questo l'avevo comunque un po' capito dai comportamenti, perché a 2 o 3 appuntamenti non si è addirittura presentato. Ricorda che om. Da capito? E quindi già questa cosa, io da donna, per me è inaccettabile come cosa. No. Innanzitutto perché è mancanza di rispetto, al di là di tutto. Ma allora, l'uomo oggi non esiste più, perché basta basa qua. Oggi l'uomo non esiste più, esistono solo qua che vogliono, si credono di essere uomini, se regnano le catene in canna, se regnano le ore e poi vuole essere. Ma per essere uomo ci vuole che ci vuole. È vero. Prima di essere uomo bisogna essere prima maschio. Vero, maestro, confermo, siete una grandissima persona. Ti ringrazio, ti abbraccio Che vi Gioia. abbraccio, buona serata, grazie Arrivederci, mille, grazie. buonasera. Ai, tutte appariscenti, ma l'amore è un'altra cosa. Esiste l'uomo e il maschio. L'uomo è uomo, può essere pure un uomo e merda, ma i maschi sono selezionati. Oggi i veri maschi secondo una coppa o palma la mano, 1, 2, 3, 4, 5. A stanno più. Dove stanno più i veri maschi? I maschi oggi non ci stanno più, pochi. Esistono l'uomo. L'uomo. Verrà il giorno che le donne si abbracceranno agli alberi per mancanza di uomini, credetemi, si abbracceranno agli alberi per poter dare un abbraccio. Allora, tap e condivisione, il numero di telefono è quello che vedete nello scroll qui in alto per fare una domanda e avere una risposta. Vi ricordo che le mie dirette live vanno in onda 3 volte a settimana, solo 3 volte a settimana, lunedì, mercoledì, venerdì, ore 15-16. Pronto? Pronto, buonasera. La chiamo da Palermo. Da Palermo, dica. Allora, io ho 23 anni del Capricorno. Sì. Volevo chiederle se il mio ragazzo è del Leone e ha 25 anni. Siamo tornati insieme da 2 mesi dopo 4 anni di relazione. Perché è strano ultimamente, quindi oppure che ci sia qualcun altro in mezzo. Vediamo quanti anni c'ha lui, che segno è. 25 lui Leone. Tu invece hai detto 23 Capricorno. Capricorno e Leone. 2 teste dure. Sì, abbastanza. 1, 2, 3 per piacere. 3. Numero 3. Allora. È un programmatore, carissima amica mia. Sì. È una persona che programma gli appuntamenti, programma le giornate, programma tutto. Non è uno che si
applica a mantenere stabilità nel rapporto sentimentale, ma comunque si sente con altre. Ok. Questa è la verità. Io parlo poco, ma mi spiego Sì, bene. sì, va bene. Ok. Va No, bene? ma già me lo immaginavo, certo. Le mie live sono per le verità, perché Sì, non lo metto in dubbio. io leggo le carte, non è che mi invento le cose. Ok, per un consulto privato, che magari non mi va di parlare molto qui in Devi, live, la posso contattare? sì, Scusa. tramite WhatsApp mi mandi una richiesta per un consulto, il costo è 50 euro Ok. e possiamo fissare un appuntamento in un orario comodo per te e per me. Ok, perfetto, grazie mille. Arrivederci, gentilissimo. buona serata, buona serata. Buona serata. Questo è il mio diploma di operatore esoterico. Non sono uno di quelli che comprano le carte su Amazon e si improvvisano intrattenitori della cartomanzia. Io sono un professionista serio, sono un personaggio pubblico del mondo televisivo, Rai, Mediaset, Sky. Questo è il mio diploma esoterico. E dove sta? Volevo farvi vedere ancora qualche altra cosina. Ecco qua. Qua invece all'età di 20 anni, qui avevo 20 anni, come vedete, sono in un'immagine dove pochi di voi si ricorderanno dell'onorevole Gava e Abba Cercata della Rai. Qui sono stato premiato come il primo operatore esoterico in Italia e correva l'anno 1989, quindi qui io avevo 20 anni, quindi stiamo parlando un bel po' di anni fa. Allora, linee libere, vediamo chi ci chiama per avere una consulenza con il sottoscritto. Pronto? Pronto, buongiorno. Volevo sapere come funziona parlare con voi. Ma in privato o in questa live, signora? No, in questa live. In questa live lei già sta parlando con me, già la stanno ascoltando tutti, mi dica. Volevo sapere le cose come il marito come stanno. Lei quanti anni ha, che segno è? 46. Segno? Regge. Suo marito quanti anni tiene, che segno è? 52 Scorpione. Capricorno. Capricorno. Quindi cosa vuole sapere? Lei vuole sapere cosa? Se andremo d'accordo più. Siamo adesso no. Ma state ancora assieme, signor? Sì. Ah, quindi vuole sapere come stanno le cose. Ah, quanti anni siete sposati? 25. 25 anni e c'ho un marito nuovo qua. 1, 2, 3. Sì. Vediamo cosa dicono le carte. Ma suo marito ha avuto un cambiamento enorme, signora. Non è più quello di una volta, E come mai? perché io lo vedo molto distratto, molto confuso, e come trascinta la casa e come si riavola andando a lui. Stiamo vedendo a me allora. No, sto dicendo, risulta che lo sto a dire. Sì.
Io voglio solo conferma se tutto quello che sto dicendo, se risulta verità o sto a dire bugie. Va bene se risulta. Mi risulta. Quindi Come mai? è nervoso, agitato. Signor, c'è qualcosa che, secondo il mio parere, non va. Perché lui è cambiato. Tutto quello che lui, che lo vedete cambiato, ma così, saranno 7-8 mesi. È così, sì. Provato con quello che dico, sto a dire bugie, signor. No, mi trovo. Vi trovate con quello che io vi sto dicendo? Ma come si può sistemare questa situazione? Signor, noi la bacchetta magica non è nata. Sì, bisogna capire, in 2 minuti non vi posso dire che si può fare e come stanno le cose. Pensateci, se avete bisogno di un aiuto, mi chiamate in privato e vedremo che si può fare. Tutto qua. Sempre questo numero, Sempre a questo numero, tramite WhatsApp, un appuntamento per un consulto. E il consulto si paga, va bene? Sì, lo so. Arrivederci, Grazie arrivederci. mille. Voi tutti vi dovete convincere che io sto qua per indovinare, non sto qua per tirarvi le parole dalla bocca, io sto qua per indovinare. Pronto? Salve, buonasera. Buonasera. Io chiamo una ventina di giorni fa. Puoi alzare un po' la voce per piacere, grazie. Chiamai una ventina di giorni fa, anche qualcosina in più, in merito a un ritorno di una persona Sì. che mi dicesse che c'era un blocco, però lei voleva anche tornare. Per caso potete vedere se si è levato questo sblocco, c'è questo blocco? Il blocco non va via facilmente. Questo lo so. Se no è già tornato. Tu pensi che la gente è carta torna e risolve i problemi? No. Perdo solo tempo, perché il problema lo tieni tu, il problema sta sempre là. Il problema sta sempre là. Se questa donna voleva tornare, ha già da tornare. Se vede che non gli interessi più, no. Da quanto tempo non la senti sta donna? Un paio di mesi. Un paio di mesi che è scomparsa proprio e non vi siete sentiti più, giusto? Esatto. Allora a te ti pare che questa femmina voleva ancora bene da 2 mesi essere tornata, almeno adesso chiamare, almeno un messaggio, almeno qualcosa? Mi pare pazza l'ha fatta, perciò ho detto... E poi si è bloccata di nuovo. Sì. E allora? Allora volevo sapere se era possibile, se no. Vediamo. Quanti anni ti è? Che segno sei? 25 del leone e 23 della bilancia. Sì. La premessa è che questa ragazza comunque, diciamo, era una cosa ex, perché lei comunque è ancora fidanzata. Ok. Allora, 1, 2, 3. 3. Quindi il blocco è una murata, abbi bontà, Sì. E allora che stiamo a parlare? Ma secondo me che non può stare là. Non può stare là, però è bloccato là. Non hanno coraggio se ne. E quello è il discorso. Quindi il blocco esiste. No. Non vedo alcun ritorno. Vedo questa donna incasinata col cervello. Tiene paura. Lo immaginavo. Tiene paura Va bene. perché già è stato minacciato in altre occasioni. Ok. Vabbè? Va bene, ti ringrazio. Buona giornata. No. Fate tap e condivisione. Forza. Pronto? Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio maestro, mi sentite? Sì che ti sento. Oh, perfetto. Senta
maestro, io glielo chiedo per educazione. Io ho già parlato con lei un po' di giorni fa e mi aveva detto di una situazione, se glielo posso ricordare, perché ieri ho avuto un po' di discussione con il mio compagno. Sì, prego. Ah, la ringrazio, io pensavo di non poter fare domande visto No, che signor... l'avevo già chiesto giorni fa. Allora, il Sì, discorso sai qual è? sì, maestro, mi Io dica. lo voglio ricordare sempre a tutti. Io non è... Sì. Quando io faccio le cazziate, le faccio per voi, non per me, perché io devo Sì, stare so, fino... maestro, No, già mi... per educazione glielo sto chiedendo. mi perdoni, le faccio capire come Sì, funziona. Io devo stare sì, qua fino alle ore 16, quindi il tempo o lo perdo con te o lo perdo con un'altra persona, per me è la stessa cosa. grazie, Però il grazie. discorso è un altro, Sì, lo perché so, la lo vera so. cartomanzia va fatta una volta al mese, Ah, ok. capito? Perché se uno si fa leggere le carte più volte al mese o più volte a settimana, porta No, sfortuna. maestro, non ne faccio queste cose io, per No, io lo carità. spiego, per carità. Mi dica, cosa vuole sapere? Allora, io l'ho chiamato l'altra volta e mi aveva detto, siccome stiamo valutando un po' di situazioni di appartamenti, cose, no, che devo acquistare col mio compagno. Allora lei mi aveva detto che lo vedeva. C'è stato, Sì, però all'improvviso si è rivoltato ieri discutendo, andiamo a vederlo, non andiamo a vederlo, intestato a me, intestato a te, e se ne viene dopo tanti anni a dire che sarebbe opportuno che se lo intestasse a lui l'appartamento, anche insomma mi sono un pochettino innervosita perché i patti erano altri e quindi sono passati anni promettendomi cose che non esistevano, quindi ho detto assolutamente rimani con la promessa che hai fatto, quindi stiamo parlando di 2 stanzette, non è che stiamo parlando di un castello. sì. E non so mo che cosa vuole fare, se la intesterà a me, se la intesterà a lui, ma io non torno indietro, maestro, perché gli accordi erano che io avrei pagato l'affitto, sono 4 anni che pago l'affitto, Ma è così io. semplice, signora. Allora, lui Sì, ha fatto questo discorso, già è una persona falsa, lo so, maestro. perché una persona sincera non si sarebbe comportato così. Lo so, maestro. Quindi se lui ha La detto, soluzione è se unica. lui ha detto è il caso che me la intesto io, lei doveva rispondere è il caso che tu hai a prostituta. No, ma non è che sono, maestro, attenzione, non è che sono stata zitta, Ho detto ti tocca lì, se no veramente ti porto in tribunale, perché, battutina, perché tu mi hai fatto passare altri anni aspettando che io pagassi l'affitto e tu mettevi i soldi da parte. Quindi sono già da ieri che tesoro mio, amore mio, eppure stamattina, ma non mi faccio abbindolare, quindi No, tu volevo devi dire, fare allora ti do un consiglio. sì, Io, come no, io ti maestro? dico, il tuo comportamento che devi assumere è quello lì di essere la persona offesa, Sì, lo sto facendo, maestro. quindi poca confidenza, mettiti da Bravo. parte, non lo Sì, pensare e lui deve sentire quella cosa di perderti. No, ma lo sto facendo, maestro, perché non è da uomo comportarsi così, perché se tu non avevi nessuna intenzione avresti dovuto dirlo prima e una si sarebbe regolata, no? È chiaro, è una cosa così semplice. Appunto. Perciò dico io, il tuo comportamento che hai assunto è quello giusto, quindi mettiti da parte, poca confidenza, fatti E non vedere. mi puoi vedere se come sarà, come Sì, andrà, maestro, come no, perché... come no. Anni, segno zodiacale, Sì, allora lui si chiama Nicola, è del 68, Vergine. tu invece? Maria, aprile del 64. 1, 2, 3 per piacere. 3.
Non abitiamo insieme, maestro, lui abita con i genitori, io Sì, abito sì, da sola. sì, sì. Cercherà di tenerti calma finché può, finché può. Quindi non vedo nelle sue intenzioni, oggi come sta oggi, che lui possa decidere di fare questo passo avanti. Quindi però ti terrà, a suo modo di pensare, ti terrà calma e serena per prendersi tempo. Sì, ma lui, no, no, maestro, lui l'ha detto, ho promesso. bisogno, mi scusi, ho bisogno di un poco di tempo perché io i soldi che ho non li posso prelevare tutti, altrimenti i miei figli direbbero: scusa papà, dove stanno tutti i soldi? Ho bisogno di un poco di tempo, visto che quella casa è intestata a te, ho bisogno di un poco di tempo per fare delle operazioni a casa sua. Sì, è così. Ha bisogno di tempo, perciò ti dicevo, lui Bravo maestro, bravo. ha bisogno di tempo, però in questo tempo fatti vedere più fredda. No, assolutamente, no, non torno indietro, maestro, questa cosa mi ha destabilizzata, perché altrimenti io avrei preso la mia vita in un'altra strada, senza È chiaro, aspettare avresti anni. preso un'altra strada, come no? Quindi non vedi per adesso niente. Per maestro. adesso non è nelle sue intenzioni, quindi è uno instabile. Lo so. Va bene, maestro, la ringrazio tanto. Di veramente niente, arrivederci, gentilissimo. arrivederci signora, maestro. arrivederci. Pronto? Buonasera, sono Federica. Federica, da dove chiami? Io chiamo da Ravenna. Prego, dimmi. Volevo sapere se vedevi questo riavvicinamento da questa persona che da 3 mesi che ci siamo così allontanati. Quanti anni tieni, che segno sei, Federica? Vergine, ho 58 anni, lui Capricorno ha 52 anni. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. 1. Ok, vediamo cosa rispondono le tue carte. Tu già esci fuori da situazioni poco piacevoli, quindi già sei una donna sofferente. Poi vedo quest'uomo che attualmente lo vedo distratto altrove, perché vedo l'esistenza purtroppo di una terza persona. Quindi un ritorno io non lo vedo, è come questa rottura, questa perdita, come se è stata voluta, come se andava in cerca del lago nel pagliaio. Quindi lui ha avuto sempre un'altra relazione. Sì. Immaginato, perché come si è comportato, perché poi abitiamo in 2 città diverse. Sì. È stato un po' birichino. Gioia mia, tu lo sai, non so se mi segui da tempo, è la prima volta. I miei consulti sono sempre veritieri, perché io leggo le carte. Ma questa persona qui è importante per lui? Ma gli uomini non è niente importante. L'una vale l'altra. Quindi l'importante è quando un uomo fa il pazzo per una donna. Qua parliamo di vivere i momenti. Quindi qua si parla di materialismo. Di materialismo, quindi non mi cercherà più, ecco. No, se lo farà perché rimarrà senza e quindi ti cercherà per raccontarti delle stronzate,
per vedere di convincerti. Sì, ma adesso le stronzate le racconterà questa qui, poveretta, che avrà preso il mio posto. Sicuramente, povera ragazza. Grazie, la saluto, buon lavoro. Arrivederci, grazie a lei. Grazie. In mia compagnia fino alle ore 16, credetemi, potrei stare qui anche fino alle ore 18, non ho un cavolo da fare, ma non mi meritate, quindi non è da me prolungarmi per fare che cosa? Per spassare agli ignoranti come voi che chiamate torno torno. Pronto? Abbassi il volume del telefonino, grazie. Attaccate, meno male. Avete capito come funziona? Ormai siete diventati patetici, siete sempre gli stessi che chiamate torno torno a tutti i cartomanti, e questo sinceramente non è un modo che mi appartiene. Io sono per le persone serie. Pronto? Pronto? Salve. Buonasera maestro. Buonasera, prego. Buonasera. Buonasera, prego. Senta, io mi chiamo Sandra e chiamo da Roma. Sì. E ho un amico, ma è un amico che ci sentiamo da più di un anno. Però è un amico, non ci siamo manco mai visti, ci siamo sempre parlati per telefono. Da tutto un botto lui mi ha bloccato dappertutto e ha parlato con un'amica nostra in comune che aveva dei problemi e dopo mi avrebbe chiamato per chiedermi scusa. Io non lo so il perché, volevo sapere se lei per caso me lo poteva dire. Allora, lei quanti anni ha, signora? Che segno è? Io ho 57 anni, sono del Sagittario, lui ha 58 e è del Capricorno. Perfetto. 1, 2, 3. 3. Perché bastava che lui mi diceva qualcosa, perché bloccare una persona quale tu senti una volta a settimana per raccontare dei viaggi, delle cose, non ho capito niente. È impegnato altrove, signora, l'ha bloccata per essere più libero con quest'altra che lui è a contatto. Ah, ok, ma bastava che me lo diceva, se sei un amico con me. Vabbè, signora, ma lei pensa che oggi esistono ancora gli uomini? Ah, guarda, non lo so. Ho i guarda miei che- dubbi, perché pure io, perché posso capire se c'erano intenzioni, lui non mi ha mai detto veniamo, andiamo a prendere un caffè, mai, non ci siamo mai visti, abbiamo sempre parlato dei viaggi. Esatto, però adesso siccome lui ha da fare ad altrove con un'altra persona, non ha il tempo né di rispondere ai suoi messaggi né di rispondere a lei. Quindi che succede? Vuole essere libero perché sta adesso preso, impegnato, beato lui che ha tutta sta pazienza di chattare e parlare con altra donna. Ah, no, ma basta che lo so, capito? Perché come lui ha detto che ha questa amica in comune che dopo mi chiamava, si metteva in contatto per chiedermi scusa, così o meno quando lui mi richiama, io lo so e sarò al posto mio, tutto lì. Questa è la pura verità, signora. Le carte questo mi dicono. Sì, no, perché mi dispiaceva, perché a un certo punto io ho detto che ti ho fatto qualcosa, ho detto qualcosa, ma non mi sembrava, perché Ha non lo so. ha ragione, signora. Cioè, ma questi casi umani, le persone complicate. Signora, viva gli animali. Guarda, sono messi meglio. Guarda, la ringrazio tanto perché veramente ho detto, io credevo che avevo fatto qualcosa. No, non ha fatto niente, signore, è lui che non sta bene con la testa. Ah, ok, no, basta che uno fa sia sua dove vuoi, ma basta che uno lo dice, perché non c'era manco bisogno di bloccare una persona, che io blocco una persona se Ma la persona mi sta sul oggi, cavolo, mi ha fatto qualcosa. oggi va di moda questo blocco. Va bene, guarda, la ringrazio tanto, così almeno sono tranquilla che non ho fatto niente. Arrivederci, signora, buona serata. Grazie.
Allora prendiamo ancora l'ultima telefonata, sono le ore 16, ultima telefonata, dopodiché passo nel privato per le persone serie che amano la riservatezza. Pronto? Buonasera, io è la prima volta che chiamo. Benvenuta signora, prego. Grazie, allora posso sapere se c'è un ritorno? Sicuramente, quanti anni c'ha lei, che segno è, da dove chiama? Allora, io chiamo dalla provincia di Campobasso. Sì, Allora, io sono del Cancro e lui è del Leone. anni? Allora, anni, io sono del 66 e lui del 70. Da quando si è allontanato da lei signora? Sono diciamo un paio d'anni, dai. 1, 2, 3? 3. E dopo 3 anni lei pensa ancora che questa persona possa tornare, signor? Sì, perché c'ha degli input, capito? Ho capito, vediamo. No, non vedo nessun ritorno perché sta accanto a un'altra donna. Questa donna l'ha lavorato buono buono, perché mi esce la carta del diavolo, vedete? Il diavolo sta a indicare lavori esoterici, quindi sta donna l'ha attaccata mano e piedi, quindi non può mai tornare. Ah, ok. Però ogni tanto, Sì, cioè lui, capito? ogni tanto si fa sentire perché voi lo spassate e gli date modo di pensare. Ah, quindi non c'è nulla. No, assolutamente signora. Va bene, la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Ed era l'ultima telefonata, io vi devo salutare, ci sentiremo dopodomani, sarebbe venerdì, per una nuova live, ok? Venerdì ore 15. Per tutti voi che avete dei seri problemi da capire, io sono nel privato da questo momento in poi. Mi trovate nel privato per avere un consulto completo. In privato si paga, il consulto in privato, il costo è 50 euro senza limiti di tempo per le persone che effettivamente hanno dei problemi da capire. Per tutti voi abitué, a quest'ora, se fate il giro, ci sono tanti bravi cartomanti a farvelo gratis il consulto. Ciao a tutti, fate l'amore, non fate mai la guerra. Buona serata.